anche a quei pochi secondi in cui li incontri in ascensore. Vabbè, un po' di imbarazzo, certo, ma in fondo si è sempre così gentili. Salve. Salve, buonasera. 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 Lei va al 9, vero? Sì, grazie. Beh, parlare non se ne parla. E allora cosa si fa? Il sorrisetto di circostanza. Lo sguardo basso. L'occhiata all'orologio, poi al cellulare. Un sospiro. La lettura dei dati tecnici sulla placchetta d'ottone. Portata massima 270 kg, però. Lo sguardo sperso nel vuoto fingendo di essere assorto in chissà quali pensieri. Ma se questi pensieri si potessero sentire. È da 12 anni che abiti sotto di me, mi chiedi ancora. Lei va al 9, vero? No, stasera vado al terzo, poi faccio 6 rampe saltando. Così per variare. Del resto abito in un condominio dei deficienti.